La lunga strada per arrivare in Serie A è già partita, ma la seconda giornata Montagnola ed Atletico Fiumicino per il girone Sport City della Serie A2 vogliono conferme. Corner Atletico Fiumicino. Palla tesa dentro, una deviazione sfortunata e autogol 0-1. Reazione Montagnola, c'è Baldassarre. Libera il sinistro, è buona però la parata di Bergonzini. Ancora Montagnola in avanti, palla giocata all'indietro, il fallo laterale, un miracolo stavolta di Bergonzini con la mano di richiamo. Contropiede Atletico Fiumicino, 3 contro 2 e la palla è sotto le gambe del portiere, 0-2, cinismo per i ragazzi di Mastro Pietro. Tiro dalla distanza, la palla non è trattenuta dal portiere ed è la rete dello 0-3, partita forse già chiusa. Possibilità per il poker degli ospiti da calcio di rigore, rincorsa centrale, il tiro è potente, 0-4. Lancio lungo in avanti, è scoperto il Montagnola, attenzione allora Bianchini, il tiro che attraversa tutta l'area. Azione buona dalla sinistra, al lato corto il tiro, respinta sul primo palo e poi alto il pallone. Palla in area di rigore, un tacco che alla fine passa ed è il gol della bandiera delle Montagnola, 1-4. Ed è il secondo rigore per i ragazzi di Mastro Pietro. Rincorsa e piattone largo, 5-1. Palla sulla tre quarti, Montagnola che controlla con Sensolini, carica il destro, incrocio dei pali. E finisce qui l'Atletico Fiumicino, ha vinto 5-1 col Montagnola nella seconda giornata della 2 dello Sport City.